Ciao a tutti, bentornati, eccoci qui di nuovo su Elite Dangerous. Come avete potuto vedere dalle grafiche e dal titolo del video, torniamo ad occuparci di questo gioco. Questa serata produrremo due video, uno è già in upload dedicato a Counter-Strike Go e dopo, come mi è stato richiesto, facciamo un altro piccolo video su Elite Dangerous. Questa volta partiamo con un'astronave diversa, come avete visto dalle grafiche, come potete già vedere dall'abitacolo in questo momento, e utilizziamo un bel Vulture. Allora facciamo un attimo un bel giretto fuori. Purtroppo non possiamo utilizzare le telecamere della beta 2.3, molto belle e decisamente più performanti delle telecamere della versione attuale pubblicata del gioco, però arriverà e arriveranno anche quelle. Eccolo qui, adesso facciamo proprio una rapida circumnavigazione dell'astronave. Come potete vedere è una nave small, molto piccola, e l'unica cosa a cui serve il power plant piccolino che viene montato dentro questa nave è praticamente dare energia ai motori e alle armi. Perché? Perché è una nave piccola ma ha le armi large, unica nave small a poter beneficiare di questa tipologia di armi. Infatti li vedete qui, proprio i due slot armi. Adesso andiamo anche a partire, così dopo le vedete un attimo estratte, e insomma armi large che devo dire fanno parecchio male, sempre se il sistema decide di farci partire. Perché non ci sta facendo partire? Ah, ecco qua, sì, perfetto. Adesso andiamo a lasciare un attimo lo spazioporto, divertiamoci un attimo a girargli intorno. È una nave estremamente manovrabile, ha un sacco di potenza perché i thruster sono potenti, quindi ha dei motori molto potenti, soprattutto se li mettete di grado A e poi eventualmente fate anche un po' di ingegnerizzazione sui motori. E come potete già vedere adesso, con tutta l'energia ai motori abbiamo già la possibilità di dare un bel po' di spinta con i thrusters, e quindi anche appunto da quel punto di vista possiamo volarcene via molto velocemente. Insomma, è una nave che nasce da combattimento, il Vulture, e ovviamente essendo pensata per il combattimento quello vi farà fare. Quindi adesso abbiamo lasciato la no fire zone e andiamo a vedere i due fucili estratti. Quindi tiriamo fuori le armi. Io personalmente ho preferito montare due pulse laser gimballed, come potete vedere, estratte adesso le armi qui, e questi due pulse laser mi hanno consentito di fare un sacco di kill. Direte, ma cazzo, sono solo dei pulse laser? Fidatevi, fanno male e non sono neanche ingegnerizzati. Per ingegnerizzarli dovremo sbloccare l'ingegnere relativo dei pulse laser. Ho già sbloccato il primo della lista che mi consentirà di arrivare all'ingegnere per i pulse laser, quindi Liz Rider, primo ingegnere della lista da sbloccare per arrivare a sbloccare poi quello, e l'ingegnere dedicato ai pulse laser è fatto. Perché voglio l'ingegnerizzazione di livello 5, quindi secondo me è inutile perdere tempo con altri ingegneri che arrivano solo a livello 2, 3 o 4. Insomma, per carità, può sempre essere utile un'ingegnerizzazione di livello 2 o 3, niente da dire, ma puntiamo sempre al top in questo caso. Adesso ho selezionato un sistema in stato di war, come adesso andiamo subito a vedere qui a destra. Come vedete ci sono due fazioni che sono in guerra, che sono l'LFT Holdings e la Blood Brothers from Al-Rai. Sono entrambe due fazioni che sono legate alla federazione, quindi porca zeppola, perché noi stiamo andando su con i ranking nella federazione e vabbè, dovremo combattere per l'uno o per l'altra. Adesso non ho accettato nessuna missione di combattimento, andremo semplicemente al più vicino conflict zone e andremo a fare un po' di danni. Allora, la più vicina è una high intensity, preferirei evitarla proprio. Non è per cattiveria, ma preferirei evitarla. Andiamo su quella dopo, quindi Lock and Super Cruise. E perché preferirei evitarla? Perché comunque sappiate, il Vulture comunque è una nave piccola, non l'ho ingegnerizzata molto, ho solo fatto una piccola ingegnerizzazione dell'FSD, quindi preferisco evitare le zone di conflitto ad alta intensità. Perché? Perché nelle zone di conflitto ad alta intensità
come già mi è successo in passato, potreste incappare in quelle che si chiamano le capital ship. Quando succede correte tanto, perché vi arrivano messaggi di errore dappertutto che vi avvisano che sta per saltare all'interno del sistema una capital ship. Quando arrivano sono tanto grandi, fanno tanto male, lanciano un sacco di fighters, quindi se siete da soli, non siete in wing e avete delle navi small come il Vulture, dovrete sfruttare appieno, completamente, assolutamente e al 100% tutta la vostra velocità. Perché? Perché ve la dovete dare a gambe, combattere un po' ai margini o ovviamente unirvi a navi più grandi che stanno già combattendo con voi. Il livello di casino in quei frangenti sarà altissimo e quindi fateci molta attenzione. Unitamente, se volete poi fraccarvi dentro quelle situazioni là, vi consiglio di fare una buona ingegnerizzazione sia sugli scudi, sul power plant e sullo scafo della vostra nave. Perché? Perché vi serviranno tantissimo. Inutile dirlo che ovviamente ingegnerizzare le armi è il primo passo obbligato, quindi secondo me all'interno di questa nave vi conviene, primo passo, ingegnerizzare l'FSD per avere un jump range decente, e io sono riuscito a portare questa navucola a 21.18 light years. Attualmente non è tantissimo, ma comunque è molto di più dei neanche 14 che raggiungeva di base, quindi ingegnerizzare l'FSD è sempre cosa buona e giusta. Poi ovviamente è una nave che ho equipaggiato molto pesantemente, ho le cose di grado militare, se non mi ricordo male lo scafo di grado militare, quindi ovviamente super pesante. Perché voglio avere un po' di difesa. Dopo c'è chi preferisce usare scafi più leggeri, poi ovviamente è una cosa personale, a ognuno la sua configurazione. Quindi adesso andiamo a combattere, a smazzolare un po' con altre astronavi, vedremo come andrà. Probabilmente ci esploderanno appena entriamo nel sistema, probabilmente no, non lo so, vediamo cosa succederà. Sì, facciamo anche questo video anche perché non ho mai fatto un video su Elite dove si combatte, e quindi insomma reputavo corretto dedicare un po' di tempo anche al combattimento. Poi insomma ci piace, ci divertiamo e andiamo a combattere un po'. Alzo nel frattempo un attimo l'audio del gioco, ok, abbasso un peletto quello del microfono, così possiamo andare a sentire un po' meglio cosa succede in gioco. Torniamo sulla schermata del gioco, voi non avete visto niente, ma invece io ho opportunamente modificato un attimo due parametri. Speriamo che la modifica non sfasi troppo l'audio, comunque dovremmo essere a posto. Perfetto, continuiamo la registrazione, continuiamo la nostra partitella a Elite e andiamo a spaccare un po' di nemici. Potevo fare anche un po' di bounty hunting, tanto dopo qua comunque ci sono un sacco di zone dove poter fare anche bounty hunting. Comunque la prima zona di scontri che andiamo a vedere stasera è proprio una conflict zone di intensità bassa. Cosa fare quando arrivate? Entrate e droppate, come vedete ci sono un sacco di astronavi, alcune si staranno già sparando. Sì, sento già proprio le bordate dei laser che stanno partendo, come vedete, eccoli qua, si stanno già sparando. Noi non ci siamo ancora schierati, quindi vediamo tutto in arancione e semplicemente ci guardiamo un attimo la battaglia in corso. Non ho ancora intenzione di entrare a spararmi con nessuno di questi, e tra un po' invece cosa faremo? Entriamo in gioco. Allora andiamo su Functions, nel pannello di supporto numero 4, selezioniamo la voce Faction e scegliamo con chi schierarci. Allora, io userei i fratelli sanguinari da Arrai, perché sono quelli con il più alto grado di piacere all'interno del sistema. Allora ci stanno già attaccando, ma devono essere dei colpi spuri, chiamiamoli così. Ok, intanto vedete anche lo Hell Point Defense in azione. Andiamo a prendere qualche nemico. Come vedete abbiamo già, una volta che ci siamo schierati, vediamo subito i puntini verdi e rossi diventare verdi e rossi. Mamma mia, è tosto sto ciccio, caspita se è tosto. Ha proprio degli scudi. Beh, di solito non mi serve così tanto tempo per tirargli giù gli scudi. Questo sta già attivando anche il frame shift drive. Perché ci farà perdere il tracking, ma
Allora andiamo a bilanciare un attimo la gestione dell'energia, continuiamo a svolazzargli intorno. Noi con il Vulture siamo decisamente più veloci di lui, quindi in questo caso preferite sempre la velocità, la potenza di fuoco, perché a parte il fatto, ho usato un bello shield bank, questo simpaticone. Dicevo, perché appunto, potendo utilizzare così tanto i thruster, riuscirete a tenervi sempre abbastanza fuori il suo fuoco di risposta. Ok, e la cosa è buona e giusta, perché le Federal Ship, le Gunship, le Assault Ship, insomma tutte le navi federali, queste tipologie non hanno una grossa manovrabilità. Prendetevi un po' di calma. Ok, qui vedo... Oh, purtroppo la situazione sta degenerando alla grande. Togliamo potenza alle armi, diamola agli scudi. Perché me la sto dando a gambe? Perché è un nemico abbastanza forte, ci sta saccagnando di brutto. Ok, vorrei evitare di perdere lo scudo. Noi siamo decisamente più veloci di lui, possiamo scappare tranquillamente. Adesso stiamo ricevendo proprio qualche colpo spurio dalle retrovie. Ok, intanto vedete come non vi molleranno mai. Allora, adesso preferiamo la fuga. Perché praticamente, come avete visto, a un certo punto è diventato tutto rosso sul radar, che ovviamente sempre occhio al radar. E come vedete, questo ciccio panzo non molla la presa, ci sta attaccato alla coda, quindi noi facciamo una cosa molto sporca, ce ne andiamo e rientriamo. Eccoci qua, pronti a partire, e ce lo lasciamo alle spalle. Comunque, dicevo, essendo diventata tutta rossa la zona, quindi essendo praticamente popolata esclusivamente da nemici, non aveva senso rimanere lì a farsi saccagnare di botte. Perché ci avrebbero sicuramente distrutto. Quindi a questo punto si sfrutta un po' di velocità della nave, si esce dalla zona di conflitto, si rientra sperando in una fortuna migliore. Quindi andiamo a vedere cosa succede. Questo vi fa capire quanto importante è ingegnerizzare appunto anche le armi, perché è molto importante. Io purtroppo speravo di riuscire a cambiare il full scoop con un shield cell, però non ce l'ho fatta, perché gli outpost di questo sistema non vendono nulla e non posso neanche accedere allo shipyard, scusate, all'outfitting, quindi non posso neanche trasferire il modulo da altra stazione. Quindi questa è una cosa un po' fastidiosa, anche perché il full scoop mi serve, perché se no non ci arrivo fino a qua. E vabbè, allora riproviamoci, torniamo con i Blood Brothers e andiamo a vedere cosa succede. Come vedete sul radar c'è tanto verde, quindi rimaniamo qua. Ok, cerchiamo di identificare eventualmente se c'è un nemico. Ok, eccoci qua, effettivamente eccolo qua. Ok, purtroppo è su una nave molto maneggevole, è un livello master, quindi dovremmo farci molta attenzione. Ci ha già tirato giù gli scudi, per carità non ne avevamo neanche tantissimi, ma ce li ha già tirati giù. Adesso gli abbiamo tirato giù i suoi e continuiamo a martellare finché non va giù. Qui adesso cominciate a vedere la potenza dei pulse laser large, sono pulse laser stock, quindi non sono ingegnerizzati. Ok, e cosa molto importante col Vulture è non dare mai tanto le spalle, o comunque non troppo, perché avete i propulsori molto esposti e rischiate che ve li saccagnano di brutto. Ok, dai, adesso qualche colpetto e lo facciamo fuori, seppur ci ha saccagnato più di quanto sperassi. Ecco qua. Perfetto, ci ha anche rovinato i pulse laser, ritraiamoli. Ci stanno ancora sparando da dietro.
Eh sì, un po' pollo io perché avevo tolto troppa potenza dal sistema. Lo vediamo intanto chi c'è qui intorno. Abbiamo una gunship, abbiamo un'altra gunship. Ci stanno ancora sparando. E sono anche in due, quindi è opportuno. Un Python addirittura, no, 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 qui bisogna darsela proprio a gambe e alla grande. Ok, bisogna, sì, proprio che ce la diamo proprio a gambe, ma a gambe levate. Per quanto siamo fichi e belli e fotomodelli. Ok, per quanto il Vulture sia ovviamente abbastanza performante in battaglia, quando vi trovate due o tre navi che vi saccagnano dietro, soprattutto se sono dei Python di livello expert, stateci parecchio attenti perché sarà molto dura. Qui abbiamo il 67% di nave, abbiamo dei combat bond, no. Vediamo come ci hanno ridotto i moduli. Come vedete ci hanno spaccato per bene tanta roba. E allora andiamo a ripararci nel più vicino starport, stardock, outpost, quello che sia il più vicino è la Mark Colony. Siamo sicuri? Sì, è quello il più vicino, quello da cui siamo arrivati, e quindi torniamo qua. Bene, questo conclude un attimo la parte di andiamo a combattere nelle conflict zone. Quindi come potete vedere già le conflict zone low intensity sono delle zone abbastanza problematiche da affrontare. Sfortunatamente ci è capitato di incappare subito in nemici abbastanza tosti che ci hanno fatto un po' di male. Comunque siamo riusciti a difenderci abbastanza bene con il Vulture, insomma, sfruttando un po' la sua manovrabilità, velocità e potenza di fuoco. Comunque abbiamo subito parecchi danni. Ovviamente navi più grosse sono più performanti in questo senso, e nel caso ovviamente consiglio l'ingegnerizzazione di tutti i moduli, altrimenti con il Vulture diventa parecchio difficile riuscire ad affrontare certe zone. Siamo quasi a metà del tempo che mi sto dando a disposizione per il video su Elite di stasera, quindi vediamo di fare veloce sempre se decide di muoversi, e di andare a vedere appunto di riparare la nave sempre se questo Stardock ce lo consente. Andiamo un attimo sul sistema up nel frattempo che ci avviciniamo, così controlliamo tutti i dati velocemente. Appunto, dai gioco, dai gioco, dai gioco, dai muoviti, dai gioco, dai muoviti. Allora, come vedete qui tra le informazioni abbiamo Docking, Contact, Exploration, Commodity, Refuel, Repair e Stock. Quindi abbiamo tutto quello che ci serve in teoria in questo Stardock. E abbiamo anche un sistema vicino dove possiamo andare a vedere un po' di bounty hunting, quindi magari ci divertiamo un po' di più. Perfetto, nel frattempo chiacchiera chiacchiera, guarda la mappa, guarda la mappa, guarda la mappa. Siamo arrivati praticamente quasi alla destinazione. A volte bisogna fare attenzione anche perché questi maledetti outpost in modalità war purtroppo a volte bloccano l'accesso al riparo, alle riparazioni, alle refuel e altre cose. Quindi comunque sempre attenzione. Stiamo arrivando un po' troppo veloci. Sì, chi è? Chi è che ci sta tirando l'interdizione? Non lo so. Comunque siamo super manovrabili e, e tranquilli. Per cui adesso bilanciamoci, mettiamo il mirino al centro. Non ce la farete. No, non ce la farete a interdizionarci la nave a così poca distanza dall'arrivo. Quindi state buoni. Purtroppo ho fatto una stupidaggine, mi sono dimenticato in inventario dei Neofabric Insulation che hanno anche un discreto valore, e quindi vuol dire attirarsi contro praticamente tutti i pirati dei sistemi, insomma, vabbè.
Vabbè, probabilmente invece l'interdizione precedente era stata lanciata da una nave militare di sicurezza del sistema che voleva semplicemente fare una scansione, se eravamo buoni, cattivi o quello che sia, comunque non importa, non ci interessa, non ci facciamo intimidire da nessuno, quindi le interdizioni se le possono attaccare al di dietro, non diventiamo volgari, se ne stiamocene belli tranquilli. Andiamo a doccare, riparare, andiamo a vedere invece una zona dove possiamo fare un po' di bounty hunting, che sinceramente lo preferisco alle combat zone. Le combat zone sono posti dove andare praticamente solo e esclusivamente quando e andate a fare le missioni di distruzione navi. Allora, intanto richiediamo il docking, eccolo là. Ci hanno dato la nostra bella piattaforma. Ok, quindi quando accettate le missioni di distruzione navi andate pure nelle combat zone, perché saranno le zone ovviamente dedicate al completamento delle missioni. Distruggi tot numero di navi nemiche, eccetera eccetera. Quindi là. Allora dobbiamo atterrare al pad 1. Nel frattempo non vedo il numero, se qualcuno lo vede me lo dica. Eccolo lì, bene, perfetto, abbiamo già tirato fuori il landing pad. Adesso un attimo abbiate pietà, perché da un po' che uso navi medium e da tanto che non eseguo il dock con le navi small, quindi abbiate un attimo di pietà. Ecco, appunto, va bene, dai, poteva andare molto peggio. Siamo atterrati in qualche modo, andiamo a vedere se possiamo ripararci. Adesso sto sincronizzando dei dati e quindi sto facendo un po' di upload, per cui eccoci qua. Allora, abbiamo subito 39.000 danni tra carburante, danni e rifornimento armi e rifornimento carburante. Dai, sì, scusate un attimo la lentezza stasera, dipende da una sincronizzazione che sto facendo su cloud. Comunque andiamo a vedere quanti soldini ci ha dato il tizio che abbiamo tirato giù. Combat bond, no local combat bond. Quindi abbiamo distrutto una nave. Ah no, eccola qua. C'era un po' di lag. Ci ha dato 18.000 crediti, quindi semplicemente fino ad ora abbiamo solo perso 20.000 crediti. Non male, direi. Vabbè, si può fare di meglio, si può fare di meglio. Magari è perché io non sono un gran combattente dentro questo gioco, e allora può essere che non sto dando dei dati opportunamente veritieri. Però insomma, l'avete visto anche voi com'è stata la situazione. Ci hanno saccagnato di brutto, siamo riusciti a distruggere solo una nave per un valore totale di 20.000 cucuzze. Allora andiamo verso qui, eccolo qui, così andiamo a vedere un po' di bounty hunting, dicevo, e abbiamo guadagnato solo 18.000 cucuzze a fronte dell'unica nave che abbiamo distrutto. E non è andata bene, cerchiamo di rifarci nella prossima zona di caccia in cui andremo praticamente a cacciare un po' di pirati. Allora eccolo lì, il nostro pianetucolo unexplored, tracciamolo nuovamente e vediamo. Eccolo qua. Vediamo se c'è qualcos'altro che ci può essere utile qui in zona. No. Allora io andrei ovviamente al Resource Extraction Site più vicino, 3.4 LS, Lock and Super Cruise, e partiamo. Quindi andiamo a vedere su questo pianeta, nei suoi anelli, questo Resource Extraction Site Haig. Ovviamente anche qui, essendo una zona Haig, bisognerà fare molta attenzione, quindi probabilmente i pirati saranno belli cazzuti, i nemici saranno abbastanza volenterosi nel distruggerci, nel recuperare materiali. Ribadisco il fatto che purtroppo ho del carico. Avrei dovuto vendere tutto prima, sono stato un po' pollo perché me l'avevo anche detto, ma non l'ho fatto. Vabbè, vedremo un attimo cosa viene fuori, perché consiglio mio, quando andate a fare bounty hunting nei resource extraction site evitate come la peste di avere del carico. Perché? Perché sennò ogni pirata nella zona vi attaccherà appena vi fa la scansione, e in alternativa non vi attaccheranno perché ovviamente non avrete nessun valore essendo che non avete carico, e
e questo vi darà la possibilità di essere i primi ad ingaggiare battaglie, e tante volte questa cosa fa la differenza tra il dover abbandonare precocemente la zona di battaglia per andare a riparare, piuttosto che non invece riuscire a tenere botta con gli scudi, eventualmente aspettare un attimo che si ricaricano e quindi continuare la battaglia sulla zona di combattimento che avete scelto. Quindi insomma questo è un attimo una piccola mia considerazione personale. Adesso eccoci qua, adesso andiamo a divertirci a svolazzare un po' in mezzo agli asteroidi. Ovviamente preventivamente estraiamo le armi. Adesso troviamo avevamo trovato un Sidewinder. Ok, eseguire la scansione delle navi circostanti non è mai male. Eccolo qua, Wanted LFT6 Mafia, quindi cominciamo a saccagnarlo. E anche Dangerous, però ok, adesso deve avere anche qualcosa come un plasma o un railgun o qualcosa del genere. Vabbè, comunque non ci fa paura. Ok, qui vedete come va giù. Ha uno scafo abbastanza resistente, di solito ci metto molto di meno ad abbatterli. C'è qualcun altro che ci sta sparando, come vi dicevo. Ovviamente portare del carico in queste zone non è mai una saggia decisione. Ok, adesso intanto facciamo fuori questo. C'è un Master Asp che ci sta cercando. Lanciamo un po' i chaff. Ok, qui guarda, come vedete ci ha già annichilito gli scudi. Grazie. Ok, faccio un attimo un controllo sui messaggi, vediamo. Ok, no, allontaniamoci perché questo essere continua a spararci. Sentiamo lo Hellpoint Defense che ci sta dando sotto a tutto spiano. Forse avevo fatto una cosa che non dovevo fare. No, ok, quindi questo è attivo. Allora, tanto quanto dicevamo prima, usciamo un attimo dalla zona di combattimento e rientriamo. Ecco, come vedete continuano a spararci perché vogliono impedirci di scappare. Allora, facciamo un'altra cosa bella. Abbandoniamo il cargo. Ok, tanto non ci interessano niente quei 4-5 mila cucuzzi di carico. Mi interessa vivere tranquillo mentre combatto contro i pirati, quindi non essere attaccato a tradimento dietro semplicemente per qualche migliaio di crediti di carico. Allora ce n'è qualcun altro adesso che ci voleva attaccare nuovamente. Questo William, come vedete ci hanno lanciato anche una bella interdizione nella fase di drop, ma stavamo già droppando, quindi posso lanciare tutte le interdizioni che vogliono, ma noi stavamo già droppando all'interno del sistema, quindi eccoci qua. Adesso vi ricordo che stiamo facendo bounty hunting all'interno di una zona di guerra, perché comunque tutto il sistema è in guerra e vabbè, è così. Piccola considerazione sugli asteroidi all'interno di questi anelli, sono veramente pochi e scarsi, insomma. Allora vediamo questo chi è, cos'è. Diamo un po' di priorità alla ricarica degli scudi. Questo è un clean. Qui abbiamo un altro Sidewinder. Sono tutte navi molto piccoline che però quando sono di livello elevato possono essere abbastanza fastidiose. Questo è un Eagle. Andiamo a vedere questo Eagle. Chi è? Cos'è? Federal Agent, quindi molto probabilmente è clean, esatto. Anche questo sarà clean, sono Earning Wing tutti e due. Ok, non importa. Abbiamo un Type 6 Transporter. Andiamo a fargli la scansione. A volte capita che ci sia qualche trasporto marcato come
wanted e non si sa mai. Un Viper Mark 4. Ok. Nel frattempo sfruttiamo questo overtime per ricaricare gli scudi, visto che ce li avevano saccagnati parecchio. Anche questo è clean. Oh, un Cobra. Il Cobra ci dà una buona speranza. Il Cobra Master. Infatti è wanted. Noi siamo neanche pericolosi praticamente, quindi il Cobra è abbastanza bastardo perché come vedete ha un profilo molto sottile, quindi anche per le armi gimballed diventa un po' complesso colpirlo qualora siate di punta o di dietro. Vabbè, ci proviamo, dai. Adesso ha lanciato i post bruciators. Non so se sta scappando o cosa. Comunque, scudi li abbiamo ricaricati. Bilanciamo un attimo armi e tutto. Vediamo di attaccarci dietro e cominciamo a provare a farlo fuori. Comincia già a lanciare i chaff, giustamente. Difensivo. Anch'io lo faccio. Ok. Come vedete già al secondo passaggio li abbiamo quasi fatto fuori tutti gli scudi. Nel frattempo che ricarica i chaff continuiamo a saccagnarlo, gli facciamo perdere gli scudi. Ok, ricarichiamo un po' le armi. Diamo potenza a scudi e motore. Oh, ci stanno dando anche una mano a tirarlo giù. Quindi, visto che ci stanno aiutando, lanciamo un po' di chaff e mandiamolo a quel paese. Ok, dovremmo riuscire a reggere ancora con gli scudi. Ok, incrociamo. Perché il Cobra ha una buona manovrabilità. Ma tanto tutta la manovrabilità di sto mondo non lo salverà. Oh, 2%, 1%, no! Sì, vabbè, comunque ce la facciamo, ci daranno comunque il kill. Eccolo qua. 28.000 cucuzze fatte. Se non avete problemi di tempo, controllate sempre che tra i materiali droppati non ci sia qualcosa che vi possa servire. In questo caso non c'è nulla. Diamo energia ai sistemi e ai motori e procediamo al prossimo. Allora, 28.000 ce li hanno dati, ma noi li abbiamo ancora intascati, quindi sappiate che questi qui ve li daranno solo ed esclusivamente nel momento in cui tornerete allo starport. Quindi se vi ammazzano li perdete, quindi mi raccomando fate attenzione. Ho un bel anaconda, un altro anaconda, Federal Security, un adder. Tante volte ci sono pirati anche tra gli adder, sembrerà strano, però è così. No, questo è clean, perché? Perché l'adder costa poco e ha un buon carico, quindi cosa succede? Chi decidesse di andare a fare il pirata con l'adder può anche ovviamente farsi dare i carichi, perché mediamente le navi da combattimento hanno poco carico. Comunque adesso vediamo se riusciamo a trovare un altro piratino piccolino, magari non un anaconda, perché Federal Agent Cobra qui non sta sparando nessuno. Ok, nel frattempo svolazziamocene in giro, almeno ci divertiamo un po' a svolazzare in mezzo agli asteroidi. Non c'è nessuno che è un pirata, non c'è nessuno che è un pirata. Dai, volevamo giusto uccidere l'ultimo pirata della giornata. Ritroviamo le armi nel frattempo, che non rischiamo di spararci.
Ok, come vedete tra l'altro nel frattempo dobbiamo ancora finire di ricaricare gli scudi, per questo poi servono gli shield cell oppure serve una buona ingegnerizzazione degli scudi, perché poterli riparare velocemente vi aiuterà nei tempi di recupero. Intanto vediamo un bel cobra qui. Mm, sta minando, quindi dubito, eccolo qua, dubito che sia un pirata effettivamente. Eccolo qua, intanto un altro cobra qua. Bob, perfetto, Master Bob, eccolo qui, ci dava delle buone speranze e così è stato. Quindi cominciamo e vediamo di riuscire a tirare giù l'ultimo pirata. Ho fatto una cosa un po' stupida perché l'ho attaccato frontalmente e da che mondo è mondo sarebbe meglio sempre attaccarlo a partire dalle sue ore 6, però vabbè dai, insomma, sono stati un po' poco lungimiranti. Dai, lanciamo un po' i chaff così gli scombussoliamo un po' i piani. Ok, eccolo lì, vedete che partono cannonate e bordate. Piccolo trucchetto per riuscire a sparargli anche quando hai i chaff attivi, solo che ovviamente dovete farci attenzione a mirare e rimirare. Ok, altri 28.000. E questo conclude un attimo la parte questa qui sul bounty hunting, su spara spara. Adesso cominciamo il nostro viaggio di rientro, andiamo a prenderci i nostri soldini che non hanno ancora aggiornato qui, vabbè, quello che sia, torniamo alla Mark Colony, Lock Destination, ah, non eravamo neanche in Mass Lock, quindi, peccato, potevo fare il jump subito e senza problemi. Ok, allora giriamoci verso lo spazio infinito e oltre e cominciamo il viaggio di ritorno verso lo Stardock. Nel viaggio di ritorno volevo sfruttare un attimo questo breve tempo per fare cosa? Per parlare un attimo di una cosetta che stavo leggendo giusto l'altro giorno. Allora, beta 2.3 versione 5 in arrivo, appena avrò modo la proverò un attimo. E cosa stanno facendo? Giusto per aggiornarvi un attimo sulla situazione, fondamentalmente. Allora, qua andiamo avanti un po' pianino, miriamo e andiamo avanti. Allora, dicevo, stanno sistemando. Allora, lasciamo qua un attimo che così mi vedo. Ok, allora, stability fix. Allora, sta fatto tutta una serie di fix a livello di stabilità del gioco, quindi crasherà di meno, avrà meno problemi di qua, di là, di su, di giù. Allora, quindi fixed crash when loading a ship with an engineered surface scanner, quindi in caso di componenti ingegnerizzati hanno sistemato certe cose. Ok, vabbè, un po' di bug, hanno potenziato altre cose come la console, gli screenshot ad alta risoluzione, le texture delle stelle e il menu di pausa che arriverà più velocemente. E vabbè, un po' di fix grafici, di miglioramenti grafici e quindi niente, questo tanto un attimo in generale. Un sacco di fix e di aggiunte per il multicrew, quindi anche lì non sto qua a leggerli tutti, sono davvero tanti, però comunque un sacco di fix per il multicrew. Ovviamente è una beta, li stanno provando, quindi è normale che fixino un sacco di cose, quindi durante l'interdizione, la posizione del mitragliatore e tante altre cose. Ho preso proprio due così a caso a campione. Nel frattempo ci stiamo avvicinando velocemente. Fix agli avatar, fix alla camera, fix agli starport, fix alle missioni, questo ci interessa parecchio. Cambio degli UI, fix ai problemi con i passeggeri, fix an error massacre illegal blobs mission, ok, quindi fix ai mission target, bilanciamento dei passeggeri, passenger, quindi bilanciamento delle missioni dei passeggeri, sistemano un attimo il point of interest e le mega navi, fix audio e fix visivi per le armi.
Sì, ok, stiamo ancora arrivando. Fix, altri fix sulle navi, quindi anche un piccolo fix sull'SRV e basta. Quindi sulla beta, la versione 5 della beta 2.3 andrà a sistemare un attimo questa serie di cose. Comunque sul forum ufficiale troverete tutto. Intanto vi anticipavo un attimo questa cosa. Nel frattempo che arriviamo alla Mark Colony, adesso do un po' di velocità, stavo leggendo appunto su altro monitor un attimo le varie informazioni. Adesso torniamo a noi, andiamo ad eseguire il dock, andiamo a recuperare un attimo le cucuzze che ci siamo guadagnati facendo esplodere quei 4 piratoni che abbiamo visto là. Questa cosa ci consentirà di aumentare il nostro ranking in combat, quindi siamo saliti da un 4% a un 5%, e ci consentirà di aumentare la nostra reputazione con la relativa fazione cioè con la fazione ovviamente opposta alle navi che abbiamo praticamente massacrato. È tardi, perdonatemi, mi è venuto un po' così. Comunque dai, ci siamo capiti e insomma tanti vantaggi. Diciamo che se volete guadagnare velocemente reputazione all'interno di un sistema e andare così a combattere i pirati o nelle conflict zone, è un buon modo per poter guadagnare velocemente reputazione con la fazione che vi interessa all'interno di un sistema. Ovviamente a patto di perdere reputazione con la fazione avversaria. Ok, andiamo a fare un dock un po' anomalo, però insomma andiamo a parcheggiarci. Ho sbagliato un po' con la manetta, eccoci qua, perfetto. Entriamo nell'hangar perché siamo stanchi, è sera e vogliamo andare a berci un goccetto al bar, però prima di andare a berci un goccetto al bar dobbiamo anche farci dare i soldini da quello che abbiamo fatto. Allora, recuperiamo i ciaf che abbiamo speso, ripariamo, facciamo refuel, quindi facciamo benzina alla nave, quindi prima sistemiamo la nave e la mettiamo a nanna. Poi andiamo nell'area contacts, andiamo a farci pagare per i cicciopanzi che abbiamo ucciso. Come vedete abbiamo portato a casa un degnissimo 95.000 crediti, insomma per 5 minuti fatti così alla pazzo di pane. Non è male, quindi andiamo a prenderci i nostri soldini e questo ci consentirà di tornarsene a casa con 2 soldini in più. Eccoci qua. Ovviamente sto grindando un po' di soldi per il progetto Python, tra un po' si partirà anche con quello. Stasera potevo anche già partire da stasera perché 80 milioni che mi servono li ho, ne ho anche molti di più per carità, però non voglio andare molto oltre. Dopo nel video dedicato al Python vi spiegherò anche il perché. Quindi questo va a concludere un attimo tutto il discorso. Come vedete adesso qui abbiamo cambiato anche un ranking, siamo diventati alleati della federazione. Andare su con i ranking è sempre molto comodo. Qui forse devo ancora aggiornarlo, però siamo alleati. I ranking alti vi consentiranno di farvi pagare decisamente di più per le varie missioni, quindi vi consiglio di puntare al rank up il più velocemente possibile. E quando come vedete, ecco qui, a un certo punto cominceranno a spuntare queste missioni. Siamo in una war zone, quindi ci dicono di uccidere un tot di navi, un tot di sentry skimmer, scusate, della fazione avversaria. Se fossero state navi sarebbe stato meglio, perché lì possiamo prenderle più volte e quindi in un unico rush, in una combat zone, possiamo fare un bel po' di soldini. Detto questo, andiamo a chiudere con il video su combattimenti, vulture e bounty hunting. Detto questo, basta, ho già ripetuto detto questo, forse ho detto questo troppe volte, quindi detto questo, vai, scherzi a parte, chiudiamo qui. È tardi, sono un po' stanco, la testa ormai non regge più. È già tanto che sono riuscito ad uccidere qualcuno nello spazio e non farmi esplodere dal primo Sidewinder che trovavo, visto la stanchezza del momento. Quindi detto basta,
Basta, fermiamoci qui. Virus 101 saluta e ringrazia tutti quelli che ci hanno seguito, seguono il video, ci seguono da sempre, quindi un grandissimo grazie a tutti voi. I commenti, come sempre, come al solito vi ricordo, lasciateli pure commentate pure sotto se avete consigli, suggerimenti e anche note negative, quindi critiche, a patto che siano costruttive, benvengano, come dico sempre. Scrivete e alla prossima. Quindi ragazzi, buon proseguo, buonanotte a tutti, è ora di andare a fare un po' di una bella dormita. Adesso partiamo e andiamo a dormire. Quindi grazie a tutti di nuovo. Virus 101 Transmission out.